Le fasi preparatorie della monografia e l'impaginazione grafica sono state sostenute dal Rotary Club Codroipo Villa Manin e dal Rotary per la Regione, mentre i costi stampa saranno garantiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia. L'imponente opera di 570 pagine per la prima volta è stata aggiornata con un intero capitolo dedicato al 1900. Si tratta di un lavoro rigoroso durato oltre 3 anni che ripercorre la storia della dimora patrizia attraverso i secoli anche da un punto di vista storico, economico e sociale. Nel corso della presentazione è emerso che il complesso di Villa Manin rappresenta una straordinaria infrastruttura culturale a disposizione dell'intero Friuli Venezia Giulia, come sottolineato dal direttore generale di ERPAC, Lidia Alessio Verni. È fondamentale avere a disposizione un'opera così completa e documentata su questa dimora patrizia, frutto di una stretta collaborazione con diversi enti operatori culturali del Friuli Venezia Giulia. Alla presentazione hanno preso parte anche l'attuale presidente di Rotary Codroipo Villa Manin, Andrea Finos, Susanna Salvador, che è stata la guida del club nel periodo 2023-25, e Vania Gran-Sinig, direttrice del servizio gestione Villa Manin, catalogazione e sviluppo del territorio di ERPAC. La monografia scritta dalla professoressa Francesca Venuto nel 2001 era l'opera più completa che descriveva la storia secolare di questa splendida villa Manin di Passariano, e l'esaurimento delle copie ci ha spinti a immaginare una ristampa che però fosse anche un completamento, una revisione integrale. Di questo devo ringraziare, oltre alla professoressa Venuto naturalmente, che ha svolto questo lavoro straordinario, anche il Rotary Codroipo Villa Manin, che ne ha curato e ha sostenuto le spese di questa revisione, di questa riscrittura e anche dell'impaginazione. Oggi mi hanno consegnato una menabò della nuova edizione, che sarà preziosa nel momento in cui, come oggi, a metà degli anni 20 di questo secolo, la Regione ha tra gli obiettivi principali proprio il rilancio di questo luogo straordinario al centro del Friuli Venezia Giulia, che è al centro dell'Europa proprio come bandiera della cultura.